Elisa, questa è la tua seconda partecipazione al Festival di Musicultura. Cosa proponi quest'anno di nuovo e cosa ti aspetti dal festival? Allora, quest'anno diciamo che ho lavorato di più sui brani anche in maniera più elettronica, quindi con degli arrangiamenti, con delle batterie elettroniche, dei suoni proprio elettronici, quindi non sostitutivi alla batteria, diciamo. Non è che mi aspetto qualcosa, insomma, già essere qui per me è veramente emozionante, insomma, rivedere tutti i posti, le persone, poter suonare, insomma, qua è bello. Tu sei giovanissima, hai 22 anni, vero? 24, scusami, comunque sei giovanissima. Che cosa vuoi fare da grande? Bella musicista.